Buongiorno a tutti ragazzi, anche stanotte è stato avvistato un altro asteroide, stavolta invece del Canada come ieri, già ieri notte è caduto in Canada un asteroide e poi non si è saputo più nulla, adesso invece è la Spagna. In effetti un altro asteroide è passato sulla Spagna nelle scorse ore, infatti questo meteorite è stato era una palla di fuoco ben visibile da oltre 500 km di distanza, quindi è stata vista da migliaia e migliaia di persone, ragazzi. Quindi ancora che cadono meteoriti, asteroidi come li vogliamo chiamare, e non si sa il motivo di perché tutti questi asteroidi stiano arrivando negli ultimi mesi, diciamo. In effetti ultimamente mi pare che sta accadendo un asteroide una settimana sì, una settimana anzi veramente questa settimana, questo mi pare che già sia il terzo, quindi non la vedo, ci vedo qualcosa di oscuro, non lo so, può darsi che mi sbaglio, forse sarebbe meglio, ma non mi fido come sempre, ragazzi. Diciamo che l'evento è stato anche registrato giustamente dagli istituti di astrofisica, quindi era un meteorite che viaggiava a circa 85.000 km orari a nord-ovest della provincia di Caceres. L'enorme velocità alla quale il meteorite sfrecciava ha fatto in modo che i ragazzi diventasse incandescente, generando così, ragazzi, una brillante palla di fuoco, più o meno da un'altitudine di 90 km. La sua grande luminosità l'ha reso visibile ad oltre 500 km di distanza. Non sappiamo, ragazzi, veramente da che cosa è dovuto, perché nessuno qua parla, nessuno dice nulla. Dicono solo che è passato un asteroide, è caduto un asteroide. Di esplosioni non ci sono nessun riferimento, però diciamo nelle scorse ore, ieri in Canada, oggi in Spagna, la settimana scorsa in Spagna lo stesso. Cioè questo è il terzo asteroide nel giro di 10 giorni forse. Quindi la domanda è che cosa succede davvero, cosa ci nascondono, cioè la vedo un po' strana, ma non credo che solo io ho questa visione di una cosa che non è normale, perché qua sta accadendo una roccia spaziale ogni 2 o 3 giorni, almeno negli ultimi 10 giorni, ragazzi. A volte, sapete, io non è che sono catastrofico in effetti, a volte però, siccome ho letto molto, quando ci sono un sacco di asteroidi tipo così, significa che ci sta qualcosa di più grande in giro. E questi sarebbero solo i famosi frammenti. Non sono scene da film naturalmente, perché è pura verità. E questa qua è fisica, astrofisica, quindi non è che l'ho inventata io, quindi io mi auguro di no, quindi stiamo da questo qua, però mi viene il dubbio di pensare, ma fa che dietro a tutti questi sassolini ci sta qualcosa di più grande? Ieri, come vi ricordate, ho fatto un video in cui la NASA e la ESA volevano, come dissi, volevano bombardare un asteroide di 150 metri per vedere di deviarlo. Poi capitano tutti questi asteroidi che cadono sulla Terra ottimamente. Questi fanno questa affermazione. Cioè, come si dice, ragazzi, qua, lo dico in italiano, qua gatta ci cova. Cioè, le cose non le vedo tanto bene, poi ripeto che mi possa sbagliare e me lo auguro. Tanto io non sono immortale, quindi se succede qualcosa, passa a miglior vita pure io, non è che io rimango qua. Quindi, ragazzi, solo questa è la notizia come ieri. In effetti dopo queste notizie non si sa più nulla, in effetti ci sta il vuoto, proprio il nulla. In effetti ieri ho detto faccio un aggiornamento per vedere, ragazzi, non c'è stata nessuna notizia in tutto il mondo, zero.
cioè hanno detto solo è passato un asteroide, è caduto in Spagna, ha fatto un'esplosione, basta. Non è che dopo hanno detto questo è caduto qua, ha fatto quello, no. E secondo me io spero di fare un aggiornamento per questo perlomeno, anche se credo che qualcosa questi stanno nascondendo, non so che, non lo posso sapere, oppure mi sbaglio, io ce lo spero di vivo cuore. Però oggi, ieri in Canada, oggi in Spagna, cioè ieri notte in Canada, stanotte in Spagna. Cadono, come si dice, cadono sassi dal cielo come se niente fosse. Quindi non la vedo tanto normale. Che poi mi sbagliassi io, me lo auguro di vero cuore perché di certo non è che io voglio passare migliore vita, eh. L'ho detto, magari in altri 30 anni ci volesse via. Ho 43 anni, più o meno di 30 anni ci vorrei stare ancora. Ma mi sa con tutti questi guai che stanno arrivando, non ce la faccio. Vabbè, facciamoci due risate, ragazzi. Se so qualcosa faccio un aggiornamento, se non lo so e non riesco a trovare nessuna notizia che non è già questa qua, qualcosa di più approfondito, io faccio un aggiornamento, se no non lo faccio, ragazzi. Quindi ieri dopo che è caduto in Canada, stanotte è caduto in Spagna ed è stato visto da migliaia e migliaia di gente. Tutti quanti la stessa descrizione, un'enorme palla di fuoco nei cieli, una scia luminosa, la notte è diventata giorno, quindi la stessa cosa, solo che è cambiato il luogo. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, abbiamo iniziato proprio bene bene bene, quindi nel migliore dei modi proprio. Buona giornata a tutti ragazzi, speriamo che finisca questa storia di asteroidi che viaggiano sulla Terra qua. Ciao a tutti e buona giornata.